Una montagna di rifiuti accumulata, uno scenario desolante e ancor più allarmante, perché qui non siamo in un luogo qualunque abbandonato, ma all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Per giorni questo scenario ha fatto bella mostra di sé, seppur nel retro della sontuosa struttura, evidentemente con tutte le possibili conseguenze igienico-sanitarie del caso, aggravate dal fatto che la struttura è frequentata da bambini, anziani, da gente insomma che non scoppia di salute. C'è stata la mobilitazione dei sindacati. Ecco Fabrizio Danile della UIL, autore di questo video denuncia. C'è una massa di immondizia che è veramente impressionante. Non è tollerabile che per quanto riguarda i servizi di raccolta ci siano delle, impossibilità nel raccogliere tali rifiuti. Come potete vedere, è documentato dai filmati, è opportuno andare in deroga a qualsiasi tipo di sistema, perché va assolutamente, come dice, pulita la zona, e sopra praticamente, sopra quest'area abbiamo noi l'ingresso del pronto soccorso che si intravede, ed è giusto operare. Nel contempo, se guardiamo la condizione di natura generale, abbiamo anche l'ingresso della medicina nucleare radioterapia. Urge intervento, egregio sindaco, egregio commissario, egregio prefetto. Urge intervento per rimuovere questa grossa carenza. Adesso però l'aria è stata ripulita e bonificata, ecco gli autocompattatori in azione per rimuovere centinaia di sacchetti di grandi dimensioni, all'interno rifiuti di ogni genere e in alcuni casi senza rispettare la differenziazione del rifiuto stesso, fa sapere la ditta SEA che con i suoi operai si è occupata dell'intervento. Uomini e mezzi hanno lavorato a lungo prima di riconsegnare il decoro all'area.